La sfida in chiave salvezza tra Atletico Messina e Aluntina per la 21esima giornata nel girone B di promozione sorride agli ospiti che sbancano il Sorbello Stadium con un gol per tempo e scavalcano in classifica proprio i biancoazzurri che adesso scivolano in penultima posizione. Sono comunque i locali a provarci subito con Arena che da calcio piazzato chiama Caruso agli straordinari. L'Aluntina risponde con la punizione di Jack Bontempo che finisce larga non di molto. Atletico che sul ribaltamento di fronte troverebbe il vantaggio con la zuccata di Lacorte, ma il signor Castrovinci annulla per fuorigioco. Insistono i padroni di casa e poco dopo solo il palo nega a Signorino la gioia del gol. La Luntina non sta a guardare dopo un rigore reclamato su Gioit, sul quale il fischietto di Palermo dice di no, e la punizione del solito Bontempo messa in angolo da Previti. Gli ospiti la sbloccano comunque pochi minuti più tardi quando Lima, con una splendida giocata personale, si destreggia in aria e da posizione defilata batte Previti spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il capitano dell'Aluntina si tratta invece della 7ª rete in campionato. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio con la conclusione di Sammaudi che Previti respinge sulla ribattuta. Il destro di Federico Collura è murato dalla difesa biancoazzurra. Raddoppio che l'Aluntina trova però qualche minuto più tardi quando Gioitta raccoglie la pennellata di Jack Bontempo e dopo una fantastica sterzata in aria biancoazzurra mette alle spalle di Previti col sinistro, facendo così Atletico 0 Aluntina 2 e per il classe 92 si tratta della 4ª rete in campionato. Nonostante sotto di 2 gol l'Atletico tenta comunque di rimettere in piedi la partita provandoci fino alla fine, ma gli attacchi continui operati dai biancoazzurri alla porta difesa da Caruso con Signorino e Lacorte su tutti alla fine non producono l'effetto sperato. Per la squadra dello Stretto, che rimane di fatto ancora con lo 0 nella casella delle vittorie casalinghe, si tratta della 3ª sconfitta di fila, la 7ª in casa e 13ª complessiva del campionato, mentre per l'Aluntina il successo vale sicuramente doppio e gli permette di guadagnare una posizione in classifica e portarsi a -3 dalla zona salvezza.